Rieccoci qua in studio. Allora, voglio sentire anche il vostro parere. Cominciamo un po' da Dario Menara perché lei come direttore ne ha passati di sindaci, ne ha visti di amministrazioni. Come le sembra a questo punto sta tornata? Beh, Sto giro. al E di anche là te. delle elezioni amministrative e dei risultati, devo dire che sono 40 anni che io lavoro all'ANCI e che in questi 40 anni la figura del sindaco è senz'altro completamente cambiata. Direi che il momento di svolta è la legge 8 giugno 1990 numero 142 e la successiva legge dell'elezione diretta dei sindaci. Mentre prima il sindaco veniva eletto dal Consiglio Comunale, dal 93 il sindaco è eletto direttamente dai cittadini. Ci siamo dimenticati di quel passaggio, è vero. Ecco, È ecco. vero, caspita. Cioè, E ha fatto bene a ricordare non che... dobbiamo dimenticare che la classe politica di amministratori che nasce da quella legge, che si forma a quella legge, è quella che ci guida oggi in Italia. Perché se i sindaci acquisiscono grande peso e autorevolezza nei confronti dei cittadini, i sindaci che hanno modo di sperimentare e lavorare per i loro cittadini poi portano questa esperienza in regione, la portano, abbiamo visto al governo, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio era prima sindaco e prima Renzi? ancora era Sì, presidente assolutamente. dell'ANCI nazionale. Lo stesso presidente del Consiglio Renzi è stato sindaco fino a qualche mese fa. Infatti qui c'è stiamo assistendo a un cambiamento epocale, perché per esempio il presidente dell'ANCI è diventato ministro. Abbiamo avuto più sindaci che sono, beh, Zanonato si citava prima, che è diventato Esatto. ministro, adesso vabbè, va in Europa. Però a prescindere da questo, cioè ci sono passaggi in cui i sindaci hanno fatto veramente Sono diventati protagonisti non solo ma con della una vita. responsabilità secondo me enorme, di cui forse non so se ne sono No, poi consapevoli. non si ricordano tanto dei Ecco, sindaci, cioè una volta che io sono ancora diventati questo, ma non ministri o potevo. presidenti del Consiglio non si ricordano molto le difficoltà dei sindaci, Però, tanto è vero che continuano a tagliarci i trasferimenti, ad esserci ancora il patto di però se stabilità. posso, A me pare su che sia questo, cambiato un una po'. cosa è successa all'ultimo ufficio di presidenza dell'ANCI nazionale, no? Da raccontare un po' anche poi il... Allora, io ho detto così con i colleghi in ufficio presidenza del Veneto che mi sembra che siamo un po' ritornati all'antico, no? Nell'ANCI nazionale, perché c'è la presenza di Orlando, sindaco di Palermo, Sì. che insomma ha fatto il ministro, ha fatto i parlamentari, il sindaco a suo tempo, quindi lei ha passato un po' tutte, no? Bianco, che è stato anche lui Sì. ministro, presidente dell'ANCI a suo tempo, adesso è ritornato dentro all'ANCI. Fassino, che è stato ministro, Mamma mia. parlamentare, e via dicendo. E questi, in questa riunione, denunciavano questo atteggiamento un po' poco attento di Renzi e del Rio in particolare. Allora voglio dire, no, che Ai, questa ai. cosa, che chi va in regione a fare il consigliere, il governatore piuttosto, perché già è stato presidente della provincia prima Sì, di fare caspita. l'assessore, il vicepresidente, il ministro, anche lui e via dicendo. Cioè, noi abbiamo un po' questa abitudine, no? Di rimproverare agli altri le cose che non capiscono, non fanno perché sono insensibili nei confronti degli altri livelli di governo. Non è così, secondo me, ma non solo adesso, lo era anche prima, nel senso che ciascuno ha un ruolo da svolgere. Noi diciamo a Zaia, governatore, presidente della regione, che non capisce i problemi dei comuni e non capisce che bisogna fare il Consiglio delle autonomie. Non credo che, no, ma non credo che, no, non credo che il ruolo che uno acquisisce successivamente preveda che non c'è più sensibilità rispetto agli altri Beh, detto a livelli. Renzi comunque non stava No, ma un po' tutti, capito. cioè, non credo che sia questo il tema è invece di priorità che ciascuno ha nel proprio ruolo e nelle proprie attività di governo. E Una non vede cosa le è certa altre. oggi, ritornando al ragionamento del direttore, che la classe dirigente sul piano politico, amministrativo, via dicendo, nasce dai comuni.
nasce dall'esperienza di sindaci Quindi e tanti amministratori, quindi dal fare, perché dal è scomparsa territorio, totalmente la la possibilità di formarsi all'interno di quelli che in passato erano partiti che facevano i percorsi formativi. Ecco, io volevo dire No, una fermo lì cosa. perché devo chiedere Sì, una cosa, tenga il microfono, sì. no, dico, prego. Ecco, no, io volevo dire una cosa però, visto che si è parlato di Orlando, di Bianco, di De Magistris, che sono un po' i sindaci che ruotano nell'ANCI nazionale, io vorrei ricordare che l'ANCI Veneto è fatto da sindaci piccoli, no? Cioè noi, al di là delle città capoluogo che abbiamo, che come si diceva prima sono città importanti, Padova, Verona, Venezia, sicuramente sui 580 erotti, 79. ecco, abbiamo una maggioranza di sindaci di comuni medi, medio-piccoli. È quello il sindaco, secondo me. Proprio per questo dico, il sindaco è quello. I sindaci delle grandi città, permettetemi, talvolta sono di passaggio per magari poi approdare a ruoli diversi. Difatti, se noi andiamo in cerca di quelli che sono stati così... È anche normale, insomma, credo che sia normale che un sindaco di una grande città abbia una visibilità Ma che sicuramente, capi in tutto il mondo, io non insomma, nego, non è che sia... non nego assolutamente, però dico, nel momento in cui noi stiamo parlando di problemi, stiamo parlando di comuni, stiamo parlando dei nostri cittadini che hanno problemi, noi parliamo di sindaci che 24 ore al giorno, per 7 giorni, sono impegnati a risolvere i problemi Però dei io propri anche cittadini. un mio pensiero, penso È che un ci discorso sia anche un po' diverso. un'abitudine ormai da parte degli stessi sindaci a scaricare, non so come dire, no? Cioè con i soldi sei capace di fare tutto tutti. Non serve un sindaco bravo o meno bravo. Scusa, hai iniziato adesso fai il sindaco però. No, non me lo... questo, no, guarda, è da 10 l'abituale- anni che faccio il vice sindaco, conosco no, perfettamente perché il scaricate meccanismo. tutti, Guarda, no, ma io dico, il mio ragionamento è diverso. Lo dico, se avessimo tutti un pacco di soldi così, no, da spendere, saremmo tutti bravissimi. Di destra, di centro, di sinistra, bianchi, neri, gialli, marron, a righe, a pois. No, saremmo tutti bravissimi. Allora, come dire, il sindaco non è semplicemente quello che fa le cose perché ha i soldi e se non fa le cose perché c'è qualcuno che... Sicuramente i soldi, ma non vorrei essere capito male, certamente i soldi sono un elemento fondamentale, ci Sì, mancherebbe ma altro. quando i cittadini che ti arrivano Sì, in però, comune e che vogliono mi faccia la realizzazione finire un delle attimo il opere pubbliche e ragionamento. tu gli dici che non ci sono Sì, ma- soldi, sì, è però evidente che non è questione di ragionamento è un lamentare e altro. scaricare Il mio sugli altri, ragionamento è un perché lo altro. Stato ti tagli i trasferimenti e perché il patto di stabilità che non ti permette di fare le ok, cose. ma va Quindi bene. non è una cattiva volontà del sindaco Sì, però oppure scusa, l'incapacità sì, di gestire però o di scusa, scaricare sugli no, ma io altri, è non- proprio in condizioni oggettive che non riesce ad Non amministrare. era questo il mio ragionamento, io sto dicendo che ci vuole una cultura diversa di fare anche questo mestiere qua, anche questa attività qua. Ma inizialo prima e poi vedrai. come dire, È un servizio, non è un un servizio, sì, mestiere. mestiere, lo dico, ma per me è un mestiere nel senso non perché faccio viva di politica, è perché mi prende così tanto che mi occupa più del mio mestiere, ecco, al di là di questo. Sto dicendo, è diverso il mio ragionamento, sto dicendo i sindaci, visto che nessuno li obbliga a fare questo mestiere, questa attività qua, bene, devono anche assumersi, sapere che siamo nel 2014 con risorse purtroppo quelle che sono, saranno probabilmente più avanti anche probabilmente di meno, ma non possiamo continuare a scaricare su qualcun altro le responsabilità che in gran parte sono anche... Nessuno ci obbliga a fare questo. Non si Voglio sta dire, dicendo questo. bisogna che ci abituiamo a far sì che, o a pensare che i sindaci devono smetterla di pensare che debbano essere lì per fare solamente cose visibili, importanti, che costano Ma milioni assolutamente, ci di euro, mancherebbe. devono cominciare a entrare in una logica diversa, perché io mi domando, ma scusatemi, di quante palestre abbiamo bisogno ancora, di quante scuole, di quante strade, guarda di che quanti nessuno cavalcavia, fa di quante... palestre, non si fanno più opere pubbliche, ormai è da anni che non si fanno più opere pubbliche. Le faccio È che se le tu hai faccio la un esempio, no, ma responsabilità le di una faccio, scuola perché hai dei ma le bambini faccio un dentro esempio. e devi fare i lavori in quella Ma scuola lo so perché sennò se succede perfettamente. qualcosa rispondi, Lo è so chiaro che ti servono perfettamente. i soldi per fare, Ma se le non faccio ce un li hai, esempio. oppure come nel mio caso il patto di stabilità per cui magari avrai anche un Ma po' di abbiamo tutti il disponibilità. patto di stabilità, allora è non è una nel suo difficoltà caso, che hai. non è- Allora sì, io non capisco perché non il è. patto di stabilità debba continuare a rimanere con questi vincoli che sono così feroci che non Elisa, permettono di amministrare. Il punto, Però il punto è un altro. Quindi non è questione l'impegno di scaricare sugli altri, mi No, piacerebbe che anche lo il- Stato facesse no, i però- tagli che Il fanno punto i mio, comuni. finisco il mio ragionamento, permettete un secondo, faccio un esempio banale. Sì, Allora, dopo però passiamo alla parola. certo, parliamo, qualche giorno fa esce Mattino con una 4 colonne, no, qua su 100 erotti comuni padovani, 61 hanno fatto la richiesta sostanzialmente legato ai problemi alluvionali, esondabilità e via dicendo. No, allora, io mi domando, il mio comune sta a valle del Brenta rispetto al nord padovano, uno dei comuni più, come dire, a livello più basso che sta nel Veneto. Mi sono chiesto, ma per quale motivo in quell'elenco il mio comune non c'è? c'è? Perché abbiamo speso 6 milioni e mezzo di euro in 10 anni a fare canali.
Bene, noi siamo il comune tra i più bassi, non abbiamo acqua, adesso voglio dire, se arriva la bomba d'acqua o esonda il Brenta non serve a nessuno, ma detto questo, bisogna che la programmazione è fondamentale, cioè se abbiamo speso un sacco di soldi negli anni passati a fare un sacco di cose, probabilmente anche sbagliando, dobbiamo anche dirlo. E allora io dico, la gente, è chiaro che quando piove vuole i canali, quando c'è il sole vuole i marciapiedi, ma il sindaco ha la responsabilità di dire, bene, si fa questo perché? Perché questo devo fare io, perché lo decido, in base a tutto un insieme di elementi e per esempio la sicurezza dei cittadini. Certo, io voglio chiedere però una cosa appunto a Menare, perché volevo che tenesse anche il microfono, dopo vi do anche a voi. Siccome qua è stato toccato la competenza dei sindaci, la scuola di politica e la provenienza che adesso non c'è più, adesso è giusto, è corretto, il sindaco viene dal territorio, dall'esperienza, o siccome voi fate scuola, chiamiamola così, di sindaci, formazione per diventare amministratori, no? Sarebbe meglio avere un percorso diverso, perché questo è il grande dibattito poi della politica in Italia, ritornare alle vecchie scuole oppure mi faccio sul territorio, mi costruisco con l'esperienza, rischiando a volte anche di sbagliare, perché può succedere, insomma, è umano. Ma questo è verissimo, uno degli impegni più importanti della nostra associazione negli ultimi anni è stato proprio quello di fornire agli amministratori dei momenti di formazione. Quest'anno addirittura abbiamo fatto degli incontri prima dell'inserimento nelle liste di candidati in modo da offrire una panoramica dei problemi che si troveranno a gestire. Volontari Su volontari. Faremo 3 giorni a fine giugno con i nuovi amministratori neoeletti in 3 giornate, però è sempre poco. Oggi, a differenza del passato dove un amministratore si formava alla scuola del partito, poi faceva il consigliere, poi l'assessore e poi il sindaco, oggi quando viene individuato un sindaco viene messo lì e tante volte il sindaco non ha tutti gli strumenti per conoscere la macchina amministrativa del comune, quindi viene un po' messo allo sbaraglio con tutti i rischi che poi corre. Chiaro. Cosa ne pensa lei di questo appunto? Sicuramente è positivo che non ci sia più la scuola della politica e bensì sia il Consiglio Comunale che chi farà poi il sindaco o chi ha avuto l'onore, penso, di fare il sindaco lo fa ed è la palestra più giusta. Perché? Perché a mio avviso la scuola della politica serve solamente a formare dei soldati. Noi oggi, l'Italia, la nostra nazione, non ha bisogno di soldatini che rispondono agli ordini, ma di brave persone che vogliono portare avanti il paese e portarlo fuori da dove ci hanno portato i vecchi politici. Perché non è sicuramente colpa di chi ha fatto politica negli ultimi 10 anni, di tutti coloro, di tutte le figure e anche i colori che ricoprono, che vestono al Parlamento, dove si trovano in base alle proprie posizioni che hanno acquisito per capacità sicuramente, molti di loro, ma moltissimi anche per conoscenza. Pensiamo ai listini bloccati, pensiamo a chi, parlo per il mio territorio, conosco persone che hanno iniziato proprio con la scuola della politica e comunque non sono mai stati abbandonati dal loro partito e ricoprono di volta in volta, noi le chiamiamo le poltrone. Le poltrone non dovrebbero più esistere, dovrebbero esistere dei giovani, forti, coraggiosi e bravi, perché sono quasi dei martiri, come la sindaca che abbiamo qui presenti, perché oggi i sindaci sono degli amici, dei confessori, quasi degli assistenti sociali. Come diceva il neoeletto, non ci sono soldi e non devono lamentarsi che non ci sono, si devono arrangiare. Per dirle, nella nostra amministrazione io sono entrato a Adria, Rovigo, giusto? Sono entrato con quanti abitanti? 20.700. Quindi neanche 12. Siamo entrati al ballottaggio perché sa benissimo, dopo i 15.000 non c'è elezione diretta. Abbiamo vinto con una discreta maggioranza, con una lista civica, ed è proprio la persona che fa la differenza. Civica di partito, cioè espressione di partito? È molto mista, molto variegata, nel senso che c'è il centro, il destra e moltissimi anche di sinistra. E io, da uomo di destra, quando ho iniziato il percorso, anche con la seconda esperienza amministrativa, mi sono detto ma come faremo ad andare avanti? E invece le posso garantire che le persone per bene ci sono
al centro, a destra e a sinistra. Vabbè, perché- Anzi, ho acquisito delle amicizie di persone che hanno fatto consiglio comunale per ben 3 volte di estrema sinistra. Ho trovato dei carissimi amici e delle bravissime persone. Quindi io penso che debba e bisogna che ci sia la vocazione da parte di colui che ha intenzione e ha il coraggio oggi di mettersi a fare il sindaco, cosa che non so se io sarei in grado di fare per come stanno andando le cose. Chiarissimo. Grazie. A lei, sindaco. Di Fiesso d'Artico, 8.000 abitanti circa, martellato. Esatto. Da quanto tempo è sindaco? 3 anni. Quindi nel mezzo dei cammini. Sì, diciamo che quando sono arrivato io hanno iniziato i grossi problemi. No, scherzi a parte, penso che problemi ce ne fossero anche prima, forse adesso sono molti, ecco. Cosa dire, il sindaco oggigiorno è... Cosa dice? Scuola sì, scuola no? Scuola di politica, scuola di amministrazione? Beh, una scuola di politica secondo me ci serve. Ci serve una scuola di politica, non una scuola di politica di partito però, sono d'accordo con... perché la scuola politica di partito tende ovviamente a formare e allineare, mentre ci serve una scuola politica per formare. Il fatto di fare il sindaco, essere messo là, sicuramente è una scuola come non ce ne sono altre, penso, in nessuna azienda o in nessuna attività. Perché noi sindaci abbiamo e lavoriamo a 360 gradi con tutti e con tutto. Lei è espressione di una lista Di centrodestra. di centrodestra. Sì. E quindi il sindaco è sempre in prima linea. Sentivo prima appunto i miei colleghi che dicevano che il sindaco, il neosindaco appunto che ha fatto vice sindaco, ma non è, secondo me non è la stessa cosa. Cioè il vice sindaco ha sempre un riferimento, ha sempre un livello un attimino più alto su cui appoggiarsi, il sindaco non ha nessuno. Il sindaco ha solo che quando va a letto alla sera, la notte, pensa, punto e fine. Dopo ovviamente ci sono sempre i casi che fanno l'eccezione, però in linea di massima c'è il sindaco e basta. Dopo ovviamente la sua squadra cerca di condividere i problemi, certo, però dopo alla fine il cittadino vede esclusivamente il sindaco e i problemi oggigiorno ce ne sono un sacco. È vero che con i soldi si era capaci tutti di amministrare un comune, ma oggi penso non siano nemmeno i soldi che preoccupano i sindaci di oggi, ma sono tutti i vincoli, tutti i paletti che non ci permettono di muoverci. Cioè io ho un comune di 8.000 abitanti e ho 19 dipendenti. Quando uno si ammala, chiudo l'ufficio e non do un servizio. Perché non è che chiudo un ufficio e non faccio una bella figura perché ho il marciapiede nuovo. Chiudo l'ufficio e non do un servizio e questo è il problema. Non è il fatto di fare marciapiede o di fare la palestra nuova, è proprio che non ci si muove più. Assolutamente. No, voglio darvi subito la parola a commento perché ne hanno tirato fuori un po' di carne al fuoco, se siamo stati attenti a quanto hanno detto. Dobbiamo prima andare anche a voi perché volevo che ci fosse l'intervento di entrambi. Però pubblicità, abbiamo pochi secondi di pubblicità così dopo possiamo più tranquilli, abbiamo più tempo a disposizione. Tra poco.